Un malore improvviso, degenerato in poco tempo, lasciando nella disperazione la famiglia, gli amici e quanti conoscevano Vania Vettorazzo. 22 anni, tanti sogni, lo studio, la laurea ed un futuro all'estero. L'ipotesi è che la giovane possa essere morta per un'embolia provocata dalla pillola che assumeva, un malore che non le ha lasciato scampo. Nelle prossime ore saranno eseguiti gli accertamenti diagnostici per fugare ogni dubbio e dare delle risposte ai genitori e al fratello. Solo qualche mese fa, in estate, a Caorle, un'altra giovanissima, solo 14 anni, Matilde Valeri, era stata stroncata da questa patologia. Il problema forse è legato anche al fatto che sono cambiate le linee guida a livello nazionale ma soprattutto internazionale, dove sostanzialmente non serve più fare degli esami del sangue per capire se la pillola, che potenzialmente, dico potenzialmente, potrebbe dare dei disturbi alla coagulazione, perché diventa di fatto, potrebbe diventare un problema, e quindi il rischio è minimo, ma potrebbe anche creare delle embolie, come si suppone che sia questo caso. Oggi le linee guida dicono che basta fare un'anamnesi corretta, quindi chiedere se c'è familiarità eccetera eccetera, e dopo non è obbligatorio prescrivere degli esami del sangue per verificare questo. Non bisogna fare allarmismi, tiene a precisare il direttore generale dell'ULSS 2, ma sarebbe importante chiedere consiglio al proprio ginecologo e magari valutare assieme a lui un approfondimento in più prima di assumere la pillola. L'embolia, fra l'altro, arriva senza prima la manifestazione di gravi sintomi. Credo sia quasi impossibile definirlo, perché sono cose che, come si suol dire, compaiono all'improvviso purtroppo, e come un caso, come può succedere con un infarto che non è tipico dell'età giovanile. Comunque voglio dire, se capita, come è stato in questo caso qua, veramente una sfortuna, purtroppo le cose da fare sono difficili, cioè è difficile. I nostri so che sono stati a fare la rianimazione per diverso tempo, e purtroppo la situazione era già tragica quando sono intervenuti. Il cuore di Vania non ha più ripreso a battere. Saranno gli esami diagnostici a stabilire l'esatta causa di questa tragedia. Se fosse accertata l'embolia provocata dalla pillola, sarebbero 2 casi in Veneto in pochi mesi, e forse qualche interrogativo in più da porsi. Un'analisi del sangue potrebbe evitare un'altra morte e il dramma di un'altra famiglia. Siamo entrati dunque con questa vicenda. Nelle prossime ore sapremo dunque se viene confermata questa ipotesi, e quindi anche con gli accorgimenti e i consigli dell'ULSS 2. Cambiamo argomento, torniamo a parlare del lupo. Dopo il declassamento del lupo sancito dall'Europa, si avvicina il momento in cui il Veneto potrà disporre gli abbattimenti dei predatori. Sentiamo. Un buon primo passo, una svolta storica, perché appunto si passa dall'intoccabilità al fatto di doverne giustamente contenere il numero. Il Veneto potrà battere i lupi già quest'anno. Una svolta storica, dice l'europarlamentare Flavio Tosi, che viene sancita dall'incontro tecnico fra la Conferenza Stato-Regioni e il Ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Frattin. Il decreto in ballo autorizza infatti le regioni a contenere il predatore, e il primo passo per il Veneto sarà la selezione di 4 lupi da abbattere. Un percorso iniziato già da mesi, che passa dal declassamento della specie approvato in Europa. L'anno scorso, con un forte impegno da parte nostra, di Forza Italia, del PPE, del sottoscritto in particolare, si è arrivati alla revisione della direttiva Habitat, che datava 1992, declassando lo stato di protezione del lupo, perché oggi non è più una specie così rara, nel senso che ce ne sono centinaia e centinaia di esemplari anche in Italia, in giro per l'Europa. La previsione di 4 abbattimenti in Veneto per il 2026 fa però storcere il naso chi si è speso per arrivare a questo risultato, e Tosi dice chiaramente che il numero è legato ai censimenti fatti nelle varie zone interessate, ma che in realtà la presenza dei lupi è molto più radicata. Il decreto prevede per il Veneto l'abbattimento nel 2026 di 4 esemplari, per altre regioni molti di più, perché per l'Emilia Romagna 15, per la Toscana 22, per il Piemonte 16, perché il Veneto ha comunicato dei dati non corrispondenti, quindi bisogna migliorare la qualità dei censimenti in Veneto, perché in Veneto abbiamo più di 100 animali
solo in Lessinia, ma ce ne sono sull'altopiano di Asiago, ce ne sono nel Bellunese, ce ne sono in pianura. E siccome si parla dal 3 al 5%, 4 sono pochi rispetto ai numeri reali. Il decreto prevede che si possano rivedere i numeri già dall'anno prossimo, ma per chi da anni chiede un'azione efficace per contrastare le predazioni e i danni causati dal lupo, il passaggio è addirittura epocale. Allora, questo è un tema che riguarda anche ti hai sentito ovviamente la montagna, quindi la provincia di Belluno non è solo l'unico dei problemi della provincia di Belluno, ce ne sono molti altri e bisogna capire quali sono le prospettive della provincia di Belluno e della montagna bellunese anche dopo l'evento olimpico. Questa mattina a Sedico il prologo degli Stati Generali della Montagna che poi ci saranno in primavera. Ha seguito questo incontro importante di enti e istituzioni Tiziana Bolognani. Siamo a Villa Patta di Sedico, oggi il prologo degli Stati Generali della Montagna, un momento certamente di approfondimento relativamente alle tematiche che riguardano il territorio montano bellunese. Il Presidente della provincia Roberto Padrin tiene molto a questo appuntamento perché è un appuntamento che un po' deve tirare le fila di un ragionamento molto più ampio che riguarda il futuro della montagna. Sì, ho fortemente voluto questo momento di confronto, soprattutto perché qui deve iniziare un percorso che deve mettere insieme tutti, le istituzioni, i portatori di interesse, le categorie, il mondo delle parti sociali, perché dobbiamo costruire il futuro, non possiamo sempre pensare che siano gli altri, dobbiamo essere noi protagonisti. Quindi penso che da qui potremo partire per veramente trovare soprattutto delle soluzioni che siano concrete e percorribili. Questo è un po' il tema di questo, soprattutto approfittando del momento delle Olimpiadi, che non potranno che portare uno sviluppo e una crescita del nostro territorio che noi dovremo essere in grado e bravi a governare. Ecco, in un momento in cui il tema, il cuore portante dei ragionamenti, dei dibattiti riguarda lo spopolamento del territorio montano e in provincia di Belluno oramai siamo sotto i 200.000 abitanti. Sì, è innegabile, i dati poi presentati dalla CGIA di Mestre sia nell'analisi socio-economica ma anche quella demografica dimostrano le nostre difficoltà, soprattutto una crescita elevata dell'età media e quindi soprattutto la mancanza nei prossimi anni di forza lavoro, e questo è un tema che deve guardare a quello che un po' abbiamo sempre analizzato in questi soprattutto ultimi mesi, il tema della residenzialità. Dobbiamo essere attrattivi per portare gente da fuori, però al tempo stesso garantire loro gli alloggi per poter poi lavorare, e questo è un tema che va approfondito anche col mondo dell'industria, con le associazioni di categoria, perché tutti insieme dobbiamo cercare di fare la nostra parte per garantire questo, altrimenti noi andremo in sofferenza con non solo i servizi essenziali ma anche con il lavoro. Ecco, a proposito di servizi essenziali si sta facendo davvero un grande lavoro proprio in questi giorni. Ieri l'ultimo incontro in prefettura al tavolo tecnico per la mobilità, per i trasporti durante le Olimpiadi. Sono uscite come dire, le prime proposte, anche la proposta di una metropolitana di superficie limitatamente al periodo olimpico, e però i cittadini bellunesi chiedono una mobilità più diffusa, perché se si vuole essere sostenibili contemporaneamente bisogna dare i servizi. Ce la faremo? Questo è il tema della sofferenza dei servizi passa anche attraverso ad esempio le figure degli autisti dei nostri pullman della Dolomiti Bus. I numeri sono impietosi, purtroppo in questi anni abbiamo perso almeno una cinquantina di unità. È chiaro che avendo meno autisti non sei più in grado di fare il servizio che facevi prima, quindi anche da questo punto di vista questa attività che la Dolomiti Bus porterà avanti durante le Olimpiadi sarà anche l'occasione per far vedere a moltissimi autisti che verranno da fuori con società che sono subaffitatarie proprio di Dolomiti Bus, di vedere un mondo che mi auguro possa loro piacere e soprattutto garantire che poi si possano fermare qua. Ecco che quindi, avendo una forza lavoro più ampia, riusciamo a garantire un servizio che è tra gli indispensabili di questo territorio. Senta Presidente, questo di oggi il prologo degli Stati Generali della Montagna, quali sono le prossime scadenze? Ma adesso noi costituiremo fondamentalmente 3 tavoli che
saranno orientati verso la parte produttiva, quindi industriale, quella legata ai servizi e quella del riordino istituzionale. Questi 3 tavoli lavoreranno tra il mese di febbraio e il mese di aprile-maggio con tutta una serie di componenti che andremo ad individuare, che poi dopo essersi ritrovati ci presenteranno i risultati che poi andranno ad un'assemblea generale che sarà soprattutto organizzata almeno in un paio di giorni e non solo con presenze locali ma soprattutto anche a livello regionale, a livello governativo, in modo da presentare quella che è la proposta di futuro del nostro territorio voluta da noi. Questi dunque i temi della montagna, dopo anche gli scenari, dopo le Olimpiadi. Di Olimpiadi parleremo fra poco perché vi faremo vedere la suggestione, l'avevamo fatto vedere in diretta ieri, ma vi racconteremo l'arrivo della fiaccola olimpica ieri sera in piazza San Marco. Come sapete la fiaccola oggi e domani è in Friuli Venezia Giulia, poi ci tornerà proprio domenica a Belluno prima dell'arrivo a Cortina lunedì. I temi del lavoro: mastica una cimice presente nella verdura e si sente male, costretto a lasciare il lavoro. È successo a un operaio della Electrolux di Susegana. Martedì sera durante la pausa cena si è recato in mensa, nel piatto del cibo trovato una cimice. Dopo averla inavvertitamente masticata, il lavoratore si è sentito male, tanto da dover lasciare il posto di lavoro. Da tempo, fanno sapere in una nota le RSU dell'azienda, il servizio mensa gestito dalla Sodexo per circa 1500 dipendenti tra diretti e in appalto che operano nello stabilimento trevigiano è nel mirino di forti critiche per il decadente servizio offerto. L'accusa è di quantità, qualità e scelta dei piatti che non corrispondono alle intese vigenti definite negli accordi tra sindacato e impresa. Questo caso particolare ovviamente ha riacceso le tensioni all'interno di Electrolux, tensioni e clima pesante che restano anche alla Blu Ergo di Castelfranco Veneto. Assurda l'errore della cronaca per il caso del questionario, il questionario su chi sarebbe da licenziare in caso di crisi aziendale, e quindi una scelta chiesta proprio agli stessi lavoratori, una vicenda che è finita anche a Roma perché c'è un'interrogazione parlamentare che la deputata del Movimento 5 Stelle Appendino vuole presentare, e intanto l'amministratore delegato dell'azienda si pente e si scusa, ma evidentemente non basta. Questo quesito ha seminato una grande polemica, un grande polverone. Cosa ne pensa a riguardo? Beh, col senno del poi posso solo scusarmi di come ho fatto con i miei dipendenti. Mi scuso che questa polemica, ma soprattutto la sensazione di essere lasciati esclusi o di escludere, abbia creato questo tipo di approccio. Parte dalle scuse l'amministratore delegato Bruno Scappin, ma la polemica attorno alla Blu Ergo di Castelfranco Veneto non si placa. Al centro delle critiche il questionario distribuito ai dipendenti con la richiesta di indicare quali colleghi licenziare in caso di esuberi. Un'iniziativa che ha acceso un forte dibattito e ha attirato l'attenzione anche della politica. Durissimo l'attacco della deputata del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino, che definisce il questionario inaccettabile e annuncia un'interrogazione alla ministra del Lavoro Marina Calderone. L'azienda respinge le accuse e invita la parlamentare a visitare lo stabilimento, ribadendo che l'obiettivo non era quello di avviare licenziamenti, ma di trovare soluzioni per salvaguardare i posti di lavoro. Io invito la senatrice a venire a trovarci, così si rende conto che qui non esiste quello che in qualche maniera si capisce o si legge nella sua dichiarazione. Intanto il caso ha provocato forti proteste sindacali. I lavoratori riuniti in assemblea già programmata con le rappresentanze parlano di un clima pesante e di una scelta che rischia di mettere le persone una contro l'altra in un momento già segnato dalla crisi. Ma questo quesito, io sono anni che faccio questo lavoro, ma è una cosa che non ho mai visto da nessuna parte, anche perché non si può far decidere ai lavoratori le scelte che sono in capo all'azienda. È una cosa che non sta né in cielo né in terra, è una cosa surreale. Nel tentativo di abbassare la tensione, l'amministratore delegato assicura ora la volontà di ripartire dal confronto, auspicando una soluzione condivisa con i lavoratori e sindacati per superare la crisi e garantire un futuro all'azienda. A me interessa il futuro dell'azienda, però con i suoi dipendenti, quindi questo è quello che io lavorerò. Questa dunque la polemica che continua a Castelfranco. Allora, prima di tornare in pubblicità e dopodiché, come ogni 2 venerdì, è il momento di Ecovisione. Parleremo di un importante
tema, torniamo a parlare di un importante tema come quello dell'automotive. Vediamo allora le suggestioni, le immagini e le emozioni dell'arrivo della fiaccola olimpica che ieri sera ha acceso il Canal Grande e poi piazza San Marco a Venezia, con l'accensione del braciere affidata alla campionessa paralimpica Sandra Truccola. Poi pubblicità e poi c'è Ecovisioni. Eccoci, Sandro, gli ultimi metri. Sandra Truccola, è vicinissima. Ecco qua sul palco, l'Olimpia, a Roma, a Venezia, a 776 a.C. Un'altra pagina di storia si sta per scrivere qui a Venezia, e ci siamo, e Venezia c'è, Venezia c'è, Venezia, 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 e Venezia c'è. Mi ha fatto un po' ricordare il podio olimpico e quindi l'emozione è stata tanta, veramente. Quanto emozionante è arrivare qui in piazza San Marco di fronte a tantissime persone e accendere, trovarsi proprio questa fiamma davanti. Beh, tantissimo, perché poi è la piazza più bella del mondo, quindi sicuramente tanta emozione, vedere così tanta gente che ti acclama, ti applaude. Beh, è stato bellissimo, veramente, molto molto emozionante. Lo sfondo della fiamma qui accesa con la Basilica di San Marco e il campanile ha qualcosa di unico, e questo è anche la grande vicinanza con Cortina d'Ampezzo che unisce Venezia a Cortina d'Ampezzo e quindi la rende quel marchio dell'End of Venice, il Veneto, unico nel mondo. A Venezia, magari vabbè in son di casa, ma è memorabile, insomma, incantava questa sera il Canal Grande illuminato, soprattutto dalle fiaccole, con un accompagnamento, un'atmosfera decisamente unica. È una grande emozione, sì, perché diciamo che dopo, è venuta qua nel 2006, mi sembra l'ultima volta, dopo 20 anni è ritornata la fiamma. Eccoci in diretta, siamo in diretta con Ecovisioni. Allora, venerdì prossimo a Roma è stato convocato un tavolo sull'automotive da parte del Ministero delle Imprese alle 10. Ebbene, ci saranno sotto il Ministero migliaia di lavoratori e di delegazioni provenienti da
tutta Italia perché da FIOM CGIL a FIMCISL, WILM ed altre sigle vogliono denunciare la grave crisi di un settore fondamentale per il nostro Paese e sollecitare risposte concrete da parte del governo. Quindi c'è un settore, e lo sappiamo, che è in crisi, che non riesce a trovare la via per una trasformazione, anche se la via c'è. Di questo parliamo oggi, è un settore fondamentale, quello dell'automotive, anche perché è fortemente legato alla nostra tradizione, diciamo, manifatturiera, industriale, anzi italiana. E allora lo facciamo come sempre con Andrea Ferrazzi, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutte e a tutti. Lo facciamo con un ospite importante perché è l'autore di un libro che è uscito oggi, edito dalla Terza, Autodistruzione. Lo faccio vedere anche qua, poi lo vedremo meglio, lo faccio vedere, eccolo qua, edito dalla Terza, è uscito proprio oggi e che ha un titolo emblematico, Autodistruzione, crisi e trasformazione dell'industria dell'automobile, che racconta esattamente cosa è successo, cosa accade e cosa potrebbe accadere. È un piacere avere con noi il suo autore, che è un autore importante perché è il professor Francesco Zirpoli. Buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, per chi non lo conoscesse, ma è già stato nostro ospite, quindi dovreste ricordarlo, è professore di economia e gestione dell'innovazione all'Università Ca' Foscari di Venezia, nonché direttore scientifico del Center for Automotive and Mobility Innovation. Cos'è questo centro importante? È un network internazionale che federa gli studiosi di auto e lo fa in Italia con praticamente la totalità degli studiosi italiani, ma ha dei legami con Tokyo, con l'École Polytechnique a Parigi e con Wharton School negli Stati Uniti. Quindi è un centro nazionale con una vocazione internazionale. Allora, vengo subito da lei perché questo titolo è un titolo di impatto, e quindi va spiegato bene. Ferrazzi, partiamo dall'attualità. Allora ci sarà questa mobilitazione, c'è un tavolo, questa mobilitazione, questa crisi, ma è anche una questione di giustizia sociale, secondo lei? Ma è una mobilitazione a ragion veduta, come dire, perché i lavoratori del settore stanno vivendo nella loro pelle il dramma di una situazione di impoverimento strutturale della produzione automobilistica e dell'automotive in generale nel nostro Paese. E i dati sono veramente allarmanti da questo punto di vista, perché in pochi anni, diciamo dagli anni 90 ad oggi, si sono perse 1,5 milioni di produzione all'anno di auto. Eravamo nel 1990 2 milioni, siamo a 500.000 nel 25, stiamo parlando del gruppo Stellantis. E perché stiamo parlando del gruppo Stellantis? Perché il nostro Paese si è caratterizzato dal punto di vista proprio dell'industria automobilistica con un monopolio di fatto, no? Cioè da Fiat, con tutte poi le operazioni industriali successive, si è creato un unico blocco che ha avuto la possibilità di determinare le politiche industriali del nostro Paese con tutte le luci e ombre. E ora stiamo vivendo una situazione abbastanza allarmante, una crisi drammatica della produzione, una esternalizzazione in paesi. Sono stati spostati i punti di produzione del gruppo Stellantis fuori dall'Europa anche, pensiamo al Marocco, ma all'interno degli stessi paesi europei, pensiamo alla Serbia, alla Spagna, pensiamo alla Polonia, e con una perdita di 15.000 posti di lavoro di questo gruppo dal 2021 ad oggi. E quindi giustamente tutta la filiera della produzione, ma innanzitutto chi lavora direttamente nel gruppo, è seriamente preoccupato, perché alla luce di questi dati, diciamolo pure, drammatici, non si vede nel futuro una cosa ancora più grave, cioè una politica industriale di crescita, di soluzione del problema. E quindi giustamente i sindacati, i lavoratori tutti dicono: ma che facciamo? E chiedono al governo una risposta strutturale dal punto di vista della politica industriale. Ora, anche qui, lei chiedeva, il tema oggi è cosa fa l'Europa, certamente, ma il tema oggi è cosa fa il governo nazionale per risolvere questa crisi drammatica. Perché chiudo su questo: quando parliamo di questo settore, parliamo di un settore di grande impatto in quanto tale dal punto di vista, diciamo, lavorativo, del processo dell'innovazione a livello generale, ma poi anche di tutto dell'indotto. Pensiamo all'economia dell'indotto dell'automotive nel nord-est, nell'Emilia Romagna stessa, e c'è una sensibilità elevatissima
di questo territorio, e quindi è assolutamente corretto, e sarebbe anche ora che immaginassimo delle soluzioni un po' strutturali. E adesso ci arriviamo. Tutto questo peraltro a fronte di remunerazioni del top management stellari, per non dire, e dividendi. Allora in questo senso c'è una forbice enorme. Ha ragione, no? Un'importante assemblea della Confindustria di Vicenza dello scorso anno, un importante imprenditore veneto disse, per sintetizzare, ci siamo addormentati 20 anni, ci siamo svegliati e il mondo andava da un'altra parte, no? E questo vale anche nell'automotive. Abbiamo già citato qui aziende come BYD, che sono partite con poche decine di lavoratori 20 anni fa, e adesso sono più di 1 milione di lavoratori, e hanno, credo, circa quasi 200.000 ingegneri che fanno solo ricerca, innovazione e sviluppo, cioè, per dire, e sono diventati leader dell'elettrico a livello mondiale in pochissimi anni. Allora queste aziende di ogni evidenza che stanno investono credo il 7-8% ogni anno in innovazione e sviluppo del fatturato, non dell'utile. Noi cosa abbiamo fatto? È interessante anche vedere appunto il gruppo di cui parlavamo prima come era investito. Mi pare che in 3 anni abbiano avuto circa 20 miliardi di dividendi che si sono distribuiti tra i soci. Non so se mi spiego. E certo anche l'amministratore delegato, l'amministratore delegato del 2023 che è uscito dal gruppo ha preso in quell'anno l'equivalente, credo, di 760 stipendi degli operai. Allora c'è un problema, no? Che si pone, e soprattutto se poi si va a vedere nel rapporto annuale delle remunerazioni del gruppo, tutte cose scritte e non campate in aria, si vede che questa remunerazione, che è stata di 23 miliardi di un anno, è stata di 2 miliardi dello stipendio, 9,6 vado a leggere, 9,6 miliardi per gli obiettivi aziendali, con tutto quello che abbiamo visto che è successo, e 11,2 miliardi obiettivi di lungo periodo. Allora si pone una questione, sì, ha ragione anche lei, si pone anche una questione certamente di giustizia sociale, non solamente nel settore dell'automotive, perché ormai è il sistema capitalista in generale che ha creato una distanza che non si era mai avuta tra la ricchezza di pochi del top management e poi lo stipendio reale di chi lavora, delle fabbriche. Allora, questo è lo scenario. Tra i capitoli di questo libro c'è anche proprio un focus su quello che è stata la Fiat, quello che è Stellantis, e ci arriviamo. Prima però ripartiamo dal macro. Lei in uno dei macro capitoli parla di tempesta perfetta. Come si è originata questa tempesta perfetta e quando, se c'è un inizio particolare? Sì, allora, l'industria dell'auto è un'industria a ciclo lungo. Che significa? Significa che non si improvvisa nulla, che gli investimenti, come diceva prima Andrea, sono investimenti di lungo periodo. E la tempesta perfetta è quando noi economisti vediamo che si realizzano 3 condizioni. Cambia l'offerta di prodotto, perché cambiano le tecnologie, e nello specifico la rivoluzione nell'industria dell'auto è stata la trasformazione da un prodotto meccanico in un prodotto elettromeccanico, e ora dominato dal software. Quindi diventa un elettromeccanico negli anni 80-90, oggi si parla di auto basate sul software. Questa è la prima, diciamo, grande cambiamento, che chiaramente ha favorito quei blocchi e poli produttivi che sulla digitalizzazione avevano fatto grandi investimenti, e quindi gli Stati Uniti e anche l'Asia, la Cina. Pensate che le prime 5 aziende che brevettano in Europa sono aziende dell'automotive, le prime 5 aziende che brevettano negli Stati Uniti e in Cina sono aziende del digitale. Quindi come Europa noi avevamo già un deficit. Poi si è aggiunta l'elettrificazione, che è un pezzettino piccolo dell'offerta di prodotto, non è il punto centrale, perché diciamo, trasformare un'auto mossa da un motore endotermico a un motore elettrico, come spiego nel libro, ha delle implicazioni di filiera rilevanti, ma non è il punto chiave. La seconda ragione per cui siamo in un momento di trasformazione particolare è che cambia la domanda. In Europa si è raggiunto ormai da diversi anni quello che gli studiosi chiamano peak car, cioè il picco della domanda. Il 75% delle persone, non è il caso del Veneto devo dire, ma il 75% delle persone vive in grandi aree urbane in Europa, e le persone
generalmente non vedono nell'acquisto dell'automobile la soluzione principale alle loro esigenze di mobilità, e quindi ci sarà naturalmente un calo della domanda che ovviamente in Europa, che ricordiamo è un esportatore netto, si è combinata con la crescita di altri mercati, per esempio il mercato cinese e la capacità di produrre in Cina le auto che servono al mercato cinese, quindi è venuto meno la domanda e anche parte della produzione. E il terzo motivo di rivoluzione dell'industria è la regolamentazione. Sta cambiando la regolamentazione e cambia per delle necessità che sono sotto gli occhi di tutti. Però ecco, uno dei temi che io affronto nel libro è proprio quello di saper discernere, no? Tra le cause e gli effetti che sono determinanti. Se noi pensiamo che un regolamento uscito nel 2023, quello del 2035, della scomparsa dei motori endotermici nel 2035, cioè 2 anni e mezzo fa, possa aver determinato le sorti di un'industria che ha ciclo lungo, come abbiamo detto, facciamo un gigantesco errore e perdiamo di vista il focus. Le do un solo... Conviene forse a qualcuno continuare a portare avanti questo concetto? Allora, il punto è questo. Quando partiamo da lontano, visto che è un'industria a ciclo lungo, gli ascoltatori devono sapere che la Cina supera gli Stati Uniti e l'Europa in termini di volumi di produzione nel 2010. Cioè 16 anni fa. Oggi la produzione cinese, pari circa a 32 milioni, è superiore alla somma della produzione europea e NAFTA. Ora, che NAFTA vuol dire Stati Uniti, Canada e Messico. Cosa significa questo? Significa che l'Europa ha perso terreno negli ultimi 15 anni. E il tema è che se non capiamo perché abbiamo perso terreno sarà difficile, come dire, trovare delle soluzioni adeguate, ed è questo appunto il tema. Quindi la decarbonizzazione è sull'agenda politica almeno dal 2015, quando con la famosa COP e gli accordi di Parigi si è deciso collettivamente di fare un grande sforzo. Ma questo grande sforzo nella direzione della decarbonizzazione era anche un grande piano di rilancio industriale. Quindi che cosa è successo? È successo, ora non voglio tediarvi con dettagli che chi è interessato potrà trovare nel volume, è successo che sono cambiate le condizioni di favore e i produttori auto, tutti, hanno identificato nella crisi geopolitica, nella crisi del Covid, una finestra di opportunità per continuare a sviluppare e a utilizzare tecnologie ormai obsolete. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è sfruttare investimenti già fatti e rallentare il ritmo di innovazione. Qual è l'effetto di breve periodo? L'effetto di breve periodo è favorire gli azionisti. Quello di lungo periodo però rischia di essere la perdita di competitività. Quindi l'aspetto preoccupante di questo momento storico è che a fronte di un deficit di investimenti privati si sta assistendo all'identificazione del regolatore europeo come il capro espiatorio dei problemi della politica industriale europea e nel caso specifico dell'Italia della politica industriale italiana. Ci sono delle responsabilità però anche del legislatore europeo? Allora, attenzione, ci sono delle responsabilità dell'Europa, non del regolatore europeo. E quando dico responsabilità dell'Europa, intendo quel deficit di coesione politica che, come vedete, sta producendo effetti anche nella geopolitica. Esempio, l'Europa avrebbe tutte le carte in regola per poter fare innovazione sull'elettrico, avere le proprie filiere elettriche, avere la produzione di auto che le persone vogliono comprare, perché c'è anche un problema di mercato, perché le auto oggi costano troppo, non solo le elettriche, tutte le auto. Il listino auto è cresciuto del 66% negli ultimi 20 anni, a fronte di un'inflazione del 38%, quindi stiamo parlando di una perdita di potere d'acquisto gigantesco per gli europei. Ma il punto è questo: se gli Stati europei continuano a fare, a farsi la guerra per attrarre investimenti cinesi, pensate all'Ungheria o anche alla Spagna, o a
perseguire i propri interessi nazionali nella competizione internazionale, non possiamo che perderla questa battaglia con dei blocchi che hanno ovviamente strumenti di coordinamento e di coesione che sono ben diversi dai nostri. Quindi attenzione a confondere chi fa le regole e chi fa la politica. La politica la fanno gli Stati, e qui c'è un problema politico, non di regole. Però mi sembra di averla già sentito questo concetto dell'Europa, questo benedetto concetto dell'Europa. Ma è interessante che nella convocazione di cui lei ha parlato, quella del 30, perché la manifestazione avverrà a Roma sotto la sede, esatto, del Ministero del Made in Italy, dell'impresa italiana. Ministero che ha convocato questa riunione, all'ordine del giorno c'è che fare nei confronti del Green Deal europeo. Ora, tutta la questione di cui stiamo parlando oggi è colpa dell'Europa? Oppure è colpa di chi per tempo non ha fatto gli investimenti necessari, non ha guidato la necessaria transizione? No? Perché è facile trovare l'alibi, dopodiché l'Europa va migliorata nella logica dell'integrazione, perché anche qui bisogna mettersi d'accordo. La critica che vengono fatte all'Europa sono di diverse specie e sono l'uno in contraddizione con l'altra. Perché c'è chi critica l'Europa dicendo che l'Europa deve essere solamente la sommatoria degli Stati-nazione, quindi un grande supermercato nel quale vado quando mi interessa per prendere per esempio i soldini come ha fatto Orban a man bassa in questi anni, e c'è chi dice in maniera diametralmente opposta no, l'Europa deve essere nemmeno una confederazione ma una federazione, quindi con una devoluzione dei poteri nazionali, perché altrimenti non riusciamo. Perché nella competizione internazionale, se tu ti rapporti come singolo staterello, semplicemente verrai sbranato dal Trump di turno, dal Putin di turno o dal presidente appunto della Cina di turno. Quindi i patriotti, quante volte l'abbiamo detto, i patriotti sono gli europeisti, cioè quelli che fanno gli interessi degli operai, degli impiegati, dei quadri italiani e dei dirigenti, sono coloro che lavorano per l'integrazione europea. Perché è l'integrazione europea che crea le condizioni di un rafforzamento anche dell'impresa nazionale. Allora l'Europa va sicuramente modificata, l'Europa va migliorata, va sburocratizzata, va integrata. Le politiche nazionali, anche nel campo dell'automotive e non solo, vanno viste e guidate in questa direzione. Allora basta con questo alibi, basta con questa irresponsabilità che si rilancia sempre la palla fuori dal campo. C'è una responsabilità anche nazionale, uniamo piuttosto le forze per fare delle proposte di trasformazione. Trasformazione, chiudo, che peraltro, come diceva Francesco prima, cioè il futuro dell'automotive è certamente nella transizione ecologica, ma lo è forse ancora di più nella transizione digitale. Perché quando noi parliamo di connessione, di automazione e poi anche di elettrificazione, che saranno i tre grandi assi del presente e del futuro dell'automotive, la domanda che ci dobbiamo fare, se abbiamo responsabilità nei confronti dei nostri lavoratori, ma noi ci siamo in questi settori? Cioè pensiamo di chiudere, di bloccare un processo che ormai è quello a livello mondiale, che va in questa direzione? Magari difendendo appunto il business as usual, quello che appunto massimizza i dividendi dei gruppi finanziari di oggi, ma manda a casa i lavoratori creando la desertificazione che stiamo vivendo. Cioè la responsabilità politica, la responsabilità di chi studia processi industriali di crescita. E la crescita non la fai difendendo quello che c'era ieri, ma le fai creando le condizioni di una competitività oggi e domani. Allora, sulle prospettive ci arriviamo fra poco. Prima però c'è da capire quanto ha pesato l'eredità in Italia di Fiat. Moltissimo, perché per diverse ragioni. Spesso le persone pensano al potere di mercato della Fiat, il potere di influenza della politica della Fiat, tutte cose sacrosante, perché quando tu sei tra le imprese che occupano più persone in Italia e produce una fetta importante della ricchezza del paese, chiaramente in qualche modo riesce a influenzare. Ma
quello che la Fiat ha determinato con la sua vicenda italiana in Italia è una alterazione dello sviluppo dell'industria dell'auto che va ben al di là di questi fattori di influenza. Negli anni '80, mentre tutti gli altri grandi paesi europei, la Francia, l'Inghilterra, la Germania, la Spagna, si aprivano agli investimenti di altri produttori, in Italia l'IRI, contro qualunque forma di razionalità economica, vende il gioiello dell'Alfa Romeo alla Fiat. In quel momento Fiat diventa, e l'Italia con essa, sostanzialmente un unicum nello scenario industriale occidentale, cioè l'unico grande paese industrializzato che ha un solo produttore. E il punto è che a un certo punto, negli anni 90, Fiat invita fornitori esteri, pensate alla vicenda GKN o Bosch, eccetera, eccetera, a entrare in Italia, e in questo modo altera la configurazione della filiera italiana, trasformandola e rendendo anch'essa un unicum. Quindi oggi, di fatto, con Fiat che sta gradualmente uscendo, ci rimane la filiera, ma ci rimane una filiera che è molto resiliente, resiste molto meglio dell'assemblatore. Infatti negli ultimi 20 anni gli occupati della filiera non sono diminuiti in Italia, mentre invece Andrea citava i dati di Stellantis, ma è una filiera piccola, frammentaria, che non riesce a fare innovazione quanto dovrebbe e che negli ultimi 3 anni è stata privata anche dell'unico strumento che il governo Draghi aveva messo in campo, che era il fondo sull'automotive, pari circa 8,2 miliardi, che doveva sostenere lo sviluppo della filiera, appunto, e che invece è stato quasi del tutto azzerato. Ne sono stati usati circa un quarto e il resto non è stato più destinato all'automotive. Quindi l'eredità della Fiat è sostanzialmente una Italia dell'industria dell'auto che deve riposizionarsi nello scenario globale, ma lo può fare con delle armi spuntate legate soprattutto alla piccola dimensione, perché nel frattempo quei grandi fornitori stranieri che erano entrati attratti dai volumi a cui faceva prima riferimento Andrea, non sono più intenzionati a investire in Italia se la situazione della produzione in Italia rimane quella che è, ricordo oggi, pari alla produzione del 1954. 1954. Se non che nel 1954 ci aspettava il boom economico, certo. E sulla questione europea vorrei dire una cosa telegrafica. Sì. Stellantis produce in Spagna quasi 1 milione di veicoli. Siamo in Europa. Quindi il tema non è l'Europa, il tema è come un paese, in questo caso l'Italia, interpreta la politica industriale. Stellantis produce più auto in Spagna rispetto alla Francia, ma in Francia Stellantis ha tutte le produzioni di punta, ovvero l'elettrico, tutta la componentistica elettrica. In Italia ci rimane l'endotermico. Allora, io mi rivolgo soprattutto a chi lavora nell'industria dell'auto. Dobbiamo stare molto attenti a indulgere alle sirene del passato e capire che se non c'è investimento in innovazione siamo destinati alla desertificazione industriale e gli investimenti sono responsabilità di chi fa impresa privata e responsabilità anche di chi fa la politica industriale. Com'è la situazione in Veneto? La situazione in Veneto è una situazione complicata ma non difficilissima. Allora, il Veneto ha una conformazione molto particolare. Se prendiamo l'automotive in senso più ampio, il 55% delle attività collegate con l'automotive sono manutenzione e riparazione, il 40% commercio, quindi la porzione di manufacturing, di produzione è una porzione meno rilevante. Ora, queste imprese venete sono prevalentemente piccole e medie imprese, che non ci sorprende, che lavorano prevalentemente come fornitori di primo livello dei car maker e che hanno prevalentemente una proiezione verso la Germania e l'Est Europa. Chiaramente in questo momento sono un po' sotto pressione perché da un lato sono piccoli
e hanno quindi meno capacità di ammortizzare le turbolenze della domanda in questo caso. Dall'altro la produzione tedesca è calata moltissimo, perché la Germania è passata da 6 milioni da 6 a 4 milioni di veicoli prodotti. Dal punto di vista, diciamo, del bicchiere mezzo pieno, va detto che il 73% della componentistica prodotta in Veneto è, diciamo, invariante rispetto alla motorizzazione, cioè che il cliente produca un'auto elettrica o produca un'auto con motore endotermico, per il 73% dei fornitori Veneto non fa alcuna differenza. Il 10% dei fornitori veneti dell'auto ha la componentistica dedicata al motore endotermico, però insomma prima che si arrivi al phase out, cioè all'uscita del motore endotermico, ci aspettano oltre 10 anni, quindi con una politica di transizione ben fatta non vedo nessun problema nel fare questa conversione. Oggi chi soffre in Veneto come in Italia è chi ha avuto il crollo, chi ha subito il crollo delle commesse di Stellantis. E torniamo sempre lì. Allora c'è uno, ed è ospite quasi fisso di Ecovisioni da lontano, c'è uno invece che è interessato a che non ci sia questo fade out dell'endotermico, si chiama Donald Trump. Perché è ospite fisso Donald Trump in vari punti della nostra trasmissione, perché torniamo sempre lì poi peraltro. Allora, perché Trump invece vuole spingere per i motori tradizionali, anche se un sospetto ce l'ho? Ma Trump spinge anche per il carbone, non so se avete sentito alcuni suoi interventi pubblici quando parla di energia. Ha detto che il carbone è una cosa molto bella, splendida, che va spinto, bisogna aumentare la produzione di energia elettrica attraverso il carbone addirittura. E sappiamo bene quanto devastante è il carbone, certo, dal punto di vista ambientale, per la nostra salute, per l'inquinamento. È abbastanza inquietante, dai, diciamolo pure, cioè le posizioni che sta assumendo il Presidente degli Stati Uniti, e non possiamo non parlarne, ma non in quanto Donald Trump soggetto, ma quanto appunto persona, sta assumendo delle posizioni che sono antiscientifiche, antistoriche, contro gli interessi del mondo e contro gli interessi anche degli statunitensi, peraltro. Anche adesso a Davos c'è stata la raccolta, per esempio, di una sottoscrizione di miliardari e milionari investitori statunitensi che hanno scritto di fermarsi perché andrebbe contro gli interessi dell'economia, degli Stati Uniti stiamo parlando, perché di questo stiamo parlando. Anche nella transizione dell'automotive c'erano dei risultati, ma su questo Francesco è molto più competente di me, che si stavano forse già vedendo, no? Col piano di Biden per la transizione, per insomma tutto quello che aveva chiamato una grande operazione contro l'inflazione, ma in realtà era una grande operazione quella di Biden per rilanciare l'industria green in generale e anche quella dell'automotive negli Stati Uniti. Lì i risultati si stavano vedendo. Ora, se voi sentite quello che ha detto a Davos, per esempio la governatrice dello Stato degli Stati Uniti, che più del Michigan, dove è dentro storicamente tutta la produzione nazionale, dice che stanno facendo una politica folle, quella federale degli Stati Uniti, contro l'interesse delle auto e dei produttori, ma soprattutto dei consumatori statunitensi, perché dice giustamente che è una produzione molto integrata a livello appunto di NAFTA, no? Quindi con il Messico, quindi con il Canada, e nel momento in cui tu colpisci con i dazi quei produttori, colpisci con i dazi te stesso, perché poi devi scaricare sul prezzo finale, quindi gli statunitensi stessi. C'è un po' di follia in quello che sta facendo Trump. Il problema è che è una follia un po' lucida e oggettivamente non ho problemi a dire che sta facendo una politica molto incendiaria e pericolosa per i nostri destini. E da questo punto di vista credo davvero che l'Europa, e per l'Europa sia arrivato il tempo di una decisione di grande processo di integrazione nella logica dell'autonomia nel campo dell'automotive, dell'autonomia dal punto di vista dell'energia, dell'autonomia dal punto di vista geopolitico. Dal punto di vista dell'automotive è possibile questa autonomia? Assolutamente sì. Il vero tema è che il 60% della produzione di fonti fossili va a finire nei serbatoi delle nostre auto, poiché l'Europa non produce petrolio, e nel nostro interesse far muovere le nostre auto non solo in modo più efficiente, perché i motori elettrici sono più efficienti, ma anche usando energia che possiamo produrre in Europa attraverso molteplici possibili fonti, dalle rinnovabili, ma insomma ci sono soluzioni. Quest'anno per la prima volta le fonti rinnovabili superano le fonti fossili nella produzione di energia. Quindi
Il cambiamento è a portata di mano, non impatterà sulle tasche delle persone, dei consumatori, se non in modo positivo, perché sganciarsi dalla dipendenza dalle fonti fossili per l'Europa non può che rappresentare anche un risparmio per le nostre tasche. Usare auto che usano meno energia per muoversi non può che essere un risparmio per le nostre tasche. La tecnologia non è mai un problema, la tecnologia permetterà tra 2 o 3 anni di avere auto elettriche che si ricaricheranno in pochi minuti e che ci faranno fare tutti i chilometri di cui noi abbiamo bisogno. Non dobbiamo costeranno quanto le endotermiche, se non di meno. Noi non dobbiamo avere paura del futuro. La transizione sarà una transizione molto graduale. Nessuno sarà privato del diritto alla mobilità e chi urla, diciamo, a questo rischio lo fa solo per conservare lo status quo. E come dicevamo prima, come diceva Andrea, lo status quo significa mantenere la dominanza di chi oggi produce l'energia, ossia le produzioni di fonti fossili. Insomma, gli ingredienti ci sono tutti per aprire lo sguardo, come dice uno dei capitoli del suo libro, un libro che è fatto anche per smontare, leggo insomma dalla controcopertina, le narrazioni di convenienza. Questo è molto importante perché poi è anche un fattore culturale. Allora, siamo arrivati alla fine, io ringrazio il professor Zirpoli. Autodistruzione è uscito oggi, vediamo se riusciamo a farlo rivedere, eccolo qua. Per chi è esperto, ma anche per chi di queste cose non mastica molto, è molto importante conoscere. Allora vi consiglio Autodistruzione in tutte le librerie oggi, da oggi, edito da La Terza. Grazie professor Zirpoli. Grazie. C'è solo il tempo per capire chi fra 2 settimane avremo ospiti qui e quale tema affronteremo. Molto importante, mi pare di capire. Per noi veneti in particolare, perché parleremo di PFAS e presenteremo un libro di straordinaria importanza scritto da Laura Fazzini, che è stata una delle giornaliste che più a livello mondiale ha lavorato su questo all'interno del gruppo guidato da Le Monde, quindi davvero uno studio a livello mondiale interessantissimo, un libro che narra le vicende che ha seguito personalmente Laura anche durante il processo. Che è stata ospite da noi, peraltro. Che è già stata ospite, ha seguito il processo in diretta. E avremo con noi anche Felice Casson, al quale ho chiesto di scrivere la prefazione del libro. E il libro peraltro è edito da Marietti 1820 in collaborazione con Media Nord-Est, appunto, quindi con nella collana che lei dirige. Dirigo, e che vede per la prima volta nel nostro paese una collaborazione tra un editore di libri e un editore televisivo, come in questa occasione. Allora, appuntamento fra 2 settimane da non perdere. Grazie ancora professor Zirpoli, grazie ovviamente a Andrea lei, grazie a tutti. Ferrazzi. Vi lascio come ogni venerdì, come sempre, a Marco Goldin, che ci racconta uno dei tanti capolavori in mostra al Museo di Santa Caterina, nella mostra evento da Picasso a Van Gogh, poi il resto della programmazione. Grazie per averci seguito, arrivederci.